Ben ritrovati a tutti da Giulia Salmaso, ben ritrovati ad Euronauti, la nostra rubrica settimanale che si occupa di Europa e di istituzioni a 12 stelle. Un ben ritrovati ai telespettatori di Telechiara e anche ai radioascoltatori di Blu Radio Veneto. Cominciamo quindi questa puntata parlando di 112. In occasione della giornata europea del 112, indetta per l'11 febbraio scorso, la Commissione europea ha esortato gli Stati membri ad adoperarsi per sensibilizzare il pubblico all'esistenza del 112, il numero cioè che si può digitare in qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea per chiamare servizi di emergenza. Da un'indagine svolta da Eurobarometro su tutta l'Unione Europea, infatti, risulta che 3 cittadini europei su 4 non conoscono ancora questo numero salvavita. Da una recente indagine risulta che appena più di un quarto dei cittadini interpellati dell'Unione è in grado di citare spontaneamente il 112 come numero per chiamare polizia, vigili del fuoco o ambulanza in qualunque paese dell'Unione, mentre in Italia meno del 10% della popolazione ne è informato. Quindi ve lo ricordiamo noi, in qualsiasi paese europeo vi troviate, in caso di emergenza potete chiamare il 112 gratuitamente da telefoni fissi e mobili. Il 112 è stato adottato anche come numero unico di emergenza da paesi al di fuori dell'Unione Europea come Croazia, Montenegro e Turchia. E come ogni anno in Europa si raccolgono oltre 50.000 tonnellate di rifiuti elettrici che sono difficili da smaltire e incidono davvero moltissimo sull'ambiente. Dai frigoriferi rotti ai telefoni indesiderati, il volume di rifiuti elettrici ed elettronici in Europa sta crescendo davvero molto rapidamente. Il Parlamento europeo vuole regole più stringenti proprio a livello di Unione a questo riguardo. Ha quindi adottato una risoluzione che dovrebbe portare i 27 Stati membri dal 2016 a raccogliere l'85% dei rifiuti elettronici che producono. Per il 2012, quindi per l'anno prossimo, i deputati propongono però innanzitutto un obiettivo di 4 kg per abitante. Bene, adesso andiamo a conoscere invece uno dei tanti strumenti dell'Europa in Veneto e del Veneto in Europa, ovvero Eurosportello Veneto. Che cos'è Eurosportello? Beh, innanzitutto fa parte della rete Enterprise Europe Network voluta dalla Direzione Generale per le Imprese della Commissione Europea al fine di fornire un servizio integrato di supporto alle piccole e medie imprese, rafforzando e anche migliorando i servizi offerti precedentemente dai due network che hanno assistito rispettivamente le piccole e medie imprese e l'innovazione. Cerchiamo di capirne un po' di più i particolari nel servizio che segue. Il Trattato di Lisbona è un documento in pratica che dovrebbe proiettare l'Unione Europea nei prossimi anni e quindi la nuova programmazione 2014-2020. A spiegarci oggi cos'è il Trattato di Lisbona è Renzo Micheletto di Eurosportello Veneto, che è il ramo regionale della rete Enterprise Europe Network, voluta dalla Direzione Generale per le Imprese della Commissione Europea. Lo scopo è di fornire un servizio integrato di supporto alle piccole e medie imprese, rafforzando e migliorando i servizi offerti precedentemente dai due network che hanno assistito rispettivamente le imprese e l'innovazione. Chi meglio di Eurosportello Veneto e di Renzo Micheletto quindi può darci un parere su quali sono le future sfide europee. Le sfide sono tante, sia di carattere finanziario che politico, perché, e non solo, perché è chiaro che se non converge un accordo politico dei 27 Stati membri di oggi, ma tra qualche anno forse saremo in 30, 32, perché altri paesi entreranno, è chiaro che non si farà molta strada. Poi ci sono delle sfide di carattere finanziario, nel senso che questi grandi obiettivi che l'Unione Europea si è data per il futuro, per un prossimo futuro, non possono essere raggiunti se non c'è anche un bilancio adeguato. Cosa che invece per il momento non sembra possibile, nel senso che appena l'1% del PIL, del prodotto interno lordo degli Stati membri, viene dedicato al bilancio europeo. Quindi ci sarà molto da lavorare anche su questo versante. Poi sono molte le sfide che attendono l'Europa, l'Unione Europea, sfide di carattere ambientale, energetico, si lavora sulle politiche energetiche pulite, rinnovabili,
alla lotta politica che riguardano la lotta ai cambiamenti climatici, altre politiche, la politica agricola per esempio è molto importante nel senso che anche sotto il profilo finanziario perché assorbe il 40% oggi delle risorse del bilancio, insomma ci sono le sfide dei corridoi e dei corridoi europei, quindi delle infrastrutture e così via. L'Europa deve crescere, i cittadini europei devono, come dire, devono sapere che appartengono a un'istituzione, l'Unione Europea, che sta crescendo, che è una istituzione moderna, democratica e sempre più forte anche sotto il profilo economico, in grado di competere con altri paesi e altre aree altrettanto forti del pianeta, dal sud-est asiatico alla Cina, quindi all'India, al Brasile, che oggi è un paese in via di sviluppo, ma che tra qualche anno sarà un'altra delle forze economiche con cui competere. Ma non esiste Europa, non esistono sfide, non esistono opportunità senza gli europei e la loro consapevolezza di essere un tutt'uno. La consapevolezza si costruisce, io credo, partendo spiegando l'Europa ai ragazzi, quindi nelle scuole, spiegare quali sono le opportunità che l'Unione Europea mette a disposizione dei giovani per imparare una nuova lingua e quindi per potersi confrontare con coetanei di altri paesi, per imparare nuove culture, confrontarsi con nuove culture e quindi si cresce in questo modo e in questo modo ci si avvicina all'Unione Europea. È chiaro che poi bisogna spiegare l'Unione Europea anche al mondo degli adulti, chiamiamolo così, quindi al mondo delle imprese e quindi far conoscere sempre di più anche in un territorio come il nostro fatto di piccole imprese, quali sono le opportunità che l'Unione Europea mette a disposizione attraverso i programmi europei, far comprendere la politica ambientale, la politica di sviluppo per le aree rurali e così via. Sono tanti i programmi di ricerca e quant'altro che l'Unione Europea mette a disposizione della collettività e quindi è compito di chi rappresenta l'Europa nei territori locali far comprendere quelle che sono queste opportunità. Bene, ed è davvero tutto per oggi, ci rimane solo il tempo di salutarci e da me, da Giulia Salmaso è tutto, Euronauti ritorna la settimana prossima, grazie per averci seguito, ai telespettatori di Telechiara e agli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Euronauti sulle rotte dell'Unione Europea ritorna la prossima settimana.